Edizione di Treviso, seconda parte, ben ritrovati. Ripartiamo dal calcio, dal Treviso Calcio. Parla al nostro microfono il neopresidente Nisio Lenzini. Lo sport, dice, deve tornare a educare, per questo il primo obiettivo di stagione sarà la conquista della Coppa Disciplina, ma c'è anche un primo appello ai tifosi: portate allo stadio le vostre famiglie, divertiamoci tutti insieme. Ma a proposito dell'impianto sportivo, brutte notizie forse per il tennis, una struttura ritenuta troppo costosa e così l'anno prossimo la squadra potrebbe trasferirsi. Sentiamo. Uno dei grossi impegni, forse il più gravoso, è proprio quello dell'affitto dello stadio tennis. Il Treviso è in promozione, c'è una rinnovata dirigenza e ci sono gli sponsor, ma la partita non è ancora vinta. Gli oltre 90.000 euro d'affitto per poter giocare al tennis sono un onere pesantissimo per la piccola e ancora fragile società come il Calcio Treviso 2013. Per quest'anno si cercherà di tirar fuori la somma richiesta dal Comune. Il prossimo anno si vedrà, perché il nuovo Treviso potrebbe benissimo giocare in un qualsivoglia stadio della nostra provincia. Noi però vorremmo anche utilizzarlo maggiormente, non solamente per il calcio, ma anche per altre iniziative sportive, ricreative e culturali, affinché questo possa ridurre il nostro impegno. Ogni evento in più che la società riesce ad organizzare nello stadio e a favore della città, infatti, automaticamente scala l'affitto di almeno 3.000 euro. Il nuovo Treviso Calcio non penserà solo al pallone in senso stretto, si prefigge già una mission anche sociale. Creare esattamente, oltre alle squadre calcistiche, anche una società che funzioni, che partecipi e che si senta partecipata anche dalla trevisanità. Del resto la cordata di imprenditori, che ancora non esce allo scoperto, supporterà solo un Calcio Treviso che abbia rotto definitivamente con la precedente enclave. C'è un nutrito gruppo di imprenditori che saranno disponibili a darci una mano, purché si riparta da zero e si volti pagina con le precedenti gestioni, e questo sarà il mio impegno. E allora il neopresidente dichiara che l'obiettivo principe non sarà la salvezza, ma la Coppa Disciplina, etica e moralità prima di tutto. Metto il mio impegno, ma la mia onorabilità, la mia etica, la mia moralità a disposizione di tutti. Largo dunque ai settori giovani e all'Academy, perché lo sport sia anche scuola di vita, e lancia il primo appello da presidente ai suoi tifosi. Io vorrei vederli allo stadio, ma non solo per tifare bianco-celeste, ma anche portare le famiglie a divertirsi.